Il suono delle arpe celtiche, auspicio di speranza per una ripresa a tutto tondo dell'attività fieristica a Longarone, ha aperto ufficialmente la seconda edizione di Fiera e Festival Foreste, che guarda al presente ma soprattutto al futuro di un ambiente sostenibile che va salvaguardato. Pochi ma buoni gli stand del settore, con Veneto Agricoltura, Regione Friuli Venezia Giulia in pole position per presentare novità e strategie per la tutela del vasto patrimonio boschivo piegato dalla tempesta Vaia. Ecco perché questa edizione di Fiera e Festival Foreste si presenta come un laboratorio che è teorico nel quartiere fieristico, con una serie di incontri tecnici, e pratico nella Piana del Cansiglio, luogo scelto per le dimostrazioni delle attività tipiche delle aree montane che hanno bisogno del sostegno della Regione, dello Stato e dell'Europa. Dobbiamo essere pronti a tutelare questo patrimonio, soprattutto in Europa, in funzione e in visione della prossima PAC che sarà fatta proprio nel Parlamento europeo. La foresta e la forestazione restano un tema prioritario in Europa, dove si creano le basi per una strategia d'autunno collegata alle colture e all'ambiente. Tutelare le montagne, tutelare il territorio vuol dire salvaguardare, il territorio stesso da quelle che possono essere frane, alluvioni e quant'altro. Lo abbiamo visto con la tempesta Vaia, non possiamo lasciare gli operatori da soli, devono essere tutelati in tutto e dappertutto. Fronteggiata l'emergenza Vaia, ci si è interrogati sul dopo. Qui si è inserita la fiera per veicolare un messaggio di ricostruzione, condivisione delle soluzioni e di innovazione.